La bozza di parere sull'allargamento dell'Unione Europea ai paesi balcanici candidati è stata votata oggi a Bruxelles nella 132esima Assemblea del Comitato delle Regioni. Relatore Franco Jacob, voto favorevole all'unanimità. Sì, devo dire che ho apprezzato molto che la plenaria, il Comitato delle Regioni, abbia condiviso il lavoro che ho svolto in questo anno di preparazione di un parere, di discussioni, di confronti a tutti i livelli, ma soprattutto un appello che parte dal Comitato delle Regioni agli organi europei, alla Commissione, al Consiglio europeo, al Parlamento stesso. La sfida dell'allargamento è una sfida che dobbiamo vincere, dobbiamo praticare, bene quindi che la Commissione abbia riattivato il processo, importante il coinvolgimento delle autonomie locali e regionali perché l'allargamento potrà avvenire se sarà compreso dai cittadini, se sarà compreso dalle popolazioni, se sarà praticato a livello locale, in quanto il livello locale è quello che applica maggiormente il diritto europeo e quindi in questo senso il Comitato delle Regioni assieme ha lavorato su tutti i tavoli per ribadire questo principio e per creare condizioni perché l'allargamento possibile, ovviamente graduale nei tempi previsti, abbia ad essere veramente una Europa più allargata ma sempre comunque un'Europa dei cittadini, un'Europa delle comunità.